Due brillanti operazioni sono state eseguite dai carabinieri di Agrigento. La prima riguarda una rapina in una gioielleria a Naro che ha visto in manette un quarantenne catanese d'adozione. L'altra riguarda la scoperta di una maxi piantagione a Canicattì che ha visto il sequestro di 200 piante di marijuana. In manette un imprenditore agricolo. Rapina in una gioielleria di Naro. La morsa delle indagini dei carabinieri è arrivata a stringersi in piena città a Catania. Messo alle strette un quarantenne narese ma catanese d'adozione ha ammesso le proprie responsabilità. La rapina è avvenuta nei giorni scorsi a Naro. Due uomini travisati da cappellini e occhiali da sole avevano fatto irruzione all'interno di una gioielleria in pieno centro. Attimi di terrore ha vissuto la proprietaria, la quale tuttavia era riuscita a reagire dando un morso sul braccio di uno dei malviventi, il quale per tutta risposta l'aveva violentemente colpita al volto con un pugno, procurandole vistose ferite. 2.000 euro è stato il bottino tra oro e preziosi, poi la fuga a piedi. I carabinieri della compagnia di Licata e della stazione di Naro non si sono però persi d'animo. Dopo aver soccorso la vittima hanno sin da subito effettuato un accurato sopralluogo sulla scena del delitto con gli specialisti delle investigazioni scientifiche. Dopo aver pazientemente ricostruito i pezzi di un intricato puzzle, in particolare attraverso un identikit realizzato grazie alle testimonianze acquisite e mediante la visione delle telecamere del paese, i sospetti si sono alla fine incentrati su un quarantenne originario di Nario ma residente da tempo a Catania. Così i carabinieri di Licata, supportati dai colleghi del capoluogo etneo, lo hanno dunque rintracciato nel noto quartiere Librino. Durante l'immediato interrogatorio, quando i militari stavano stringendo il cerchio su di lui, facendogli notare anche il segno evidente di un morso che aveva sul suo braccio, si è finalmente verificato il colpo di scena. L'uomo, quarantenne dalle iniziali GC, ha ammesso così le proprie responsabilità per la rapina nella gioielleria di Naro. A quel punto i carabinieri hanno subito fatto scattare le manette ai suoi polsi con l'accusa di rapina aggravata e su disposizione dell'autorità giudiziaria lo hanno ristretto agli arresti domiciliari. Le indagini proseguono ora per identificare i complici. L'altra operazione svolta dai carabinieri di Agrigento riguarda la scoperta di una maxi piantagione di marijuana a Canicattì. Il blitz è scattato nella tarda serata di ieri quando una trentina di militari hanno fatto irruzione in un garage dove hanno sorpreso un imprenditore agricolo di 44 anni del luogo, già noto alle forze dell'ordine, mentre era intento a maneggiare un grosso quantitativo di marijuana già essiccata. In un terreno adiacente poi l'incredibile scoperta di una maxi piantagione, 200 piante di marijuana, alte ben oltre 2 metri, centinaia di migliaia di euro il potenziale valore al dettaglio dello stupefacente sequestrato. L'uomo, che non è stato in grado di fornire alcun tipo di autorizzazione, è stato condotto agli arresti domiciliari. Nei prossimi giorni verranno svolti i relativi esami di laboratorio per stabilire il livello di principio attivo della sostanza sequestrata.